Buongiorno da Leandro Maggi, buongiorno da Taglio di Po, siamo con l'assessore ai lavori pubblici Davide Marangoni, perché sono riusciti ad ottenere attraverso un bando importante dei finanziamenti e naturalmente ci facciamo spiegare dall'assessore cosa succederà a Taglio di Po nei prossimi mesi e che tipo di interventi potranno fare con questo bando. Sì, grazie Leandro. Sì, le novità sono queste qua. Il Comune è diventato beneficiario di un finanziamento a fronte di una nostra partecipazione di un bando che è uscito ancora a settembre e tramite l'ufficio tecnico che da parte dei settori dei lavori pubblici ha fatto una richiesta di contributo su interventi che avevamo in programma sia sul piano triennale ma anche ovviamente in programma da un punto di vista amministrativo. Il contributo che siamo riusciti a percepire è di oltre 2 milioni di euro, per la precisione sono 2 milioni e 300 mila euro circa. E sono stati tutti interamente finanziati in termini da quadro economico, cioè sono anche comprensivi quindi delle spese tecniche di tutto quello che c'è collegato a una progettazione. Il contributo è piuttosto importante, come sapete siamo stati beneficiari qualche anno fa di un ulteriore importante contributo di oltre 4 milioni di euro per quanto riguarda la sistemazione dei maestri che siamo riusciti praticamente ad aggiudicare a fine settembre. E adesso abbiamo in gioco praticamente questo altro finanziamento che dovremo rendere operativo praticamente da subito nei prossimi mesi, sicuramente dopo Natale. Ecco, ci diceva che questo contributo sarà destinato in particolar modo per edifici pubblici. E sicurezza del territorio, sì, è molto generico, comunque prevede la sicurezza, messa in sicurezza e come dire anche le funzionalità collegate al risparmio energetico degli edifici, perché come sapete con tutta la tematica che avrete già sentito con i PRR, questa è una delle cose più importanti che abbiamo adesso, per cui buona parte del contributo andrà alla sistemazione di alcuni edifici scolastici che pensiamo insomma di concludere i lavori quindi al Palavigor, che era quello stralcio insomma piuttosto importante che ci serviva, e dopo anche presumiamo l'asilo di Milani. E dopo con il restante circa 200.000 euro lo distribuiremo praticamente per realizzare interventi di asfaltature, quindi di sicurezza stradale, dove comunque il nostro comune, il nostro territorio ne ha piuttosto bisogno, come anche altri comuni ovviamente. Quindi l'inizio probabilmente già nei primi mesi del 2022? Sì, molto probabilmente sì, per quanto riguarda i lavori di asfaltatura probabilmente sì, perché sono quelli diciamo più facili, non tanto in termini di aggiudicazione ma quanto di progettazione, perché comunque riguardano interventi di manutenzione straordinaria. Gli altri interventi invece stiamo già ragionando per fare praticamente l'aggiudicazione delle progettualità, dopodiché dalla progettualità si farà l'aggiudicazione, si otterrà il progetto e dal progetto si arriverà a fare l'aggiudicazione, per cui è un iter decisamente molto più complesso anche per le cifre in gioco ovviamente. Dopo, oltre a queste, a novembre praticamente siamo stati beneficiari anche di un ulteriore contributo per quanto riguarda la sistemazione e la messa in sicurezza del ponte su via Sicilia. È un contributo che avevamo chiesto di poco meno di 100.000 euro e ci è stato concesso un contributo di 79.000 euro. Ecco, scusi, spieghiamo che via Sicilia è Via Sicilia praticamente è in zona marina ed è diciamo, quel ponte che attraversa uno scoglio che poi porterà praticamente sull'argine del Po di Goro. Insomma. È già quello che parzialmente è ridotto, o sbaglio, no? Esatto, è quello che ne avete sentito. San Rocco, tanto per capire, il Gorino Veneto. Esattamente, quello che insomma aveva bisogno di manutenzione, che è già stato, come dire, abbiamo ridotto il traffico per problemi statici, che è un problema che sta emergendo adesso anche in diverse altre situazioni. Diciamo che il contributo è piuttosto importante, quindi anche quest'opera andremo a realizzare, e in più diciamo, si concatena anche a questo aspetto una questione strategica. Come saprete, la pista ciclabile adriatica, che è una pista sponsorizzata da tutte le regioni che sono fronteggianti il mare Adriatico, quindi la Regione Veneto, Marche, ed è una pista praticamente come la pista ciclabile Vento che va da Torino a Venezia. Questa in teoria va dalla Puglia a Venezia. In quel punto lì passerebbe la pista ciclabile, per cui la sistemazione di quel ponte diventa un punto strategico anche per la progettualità di questo tipo di pista, come dire, a mobilità lenta.